Corsia preferenziale per le famiglie del territorio bassanese che vogliono iscrivere il figlio all'asilo, ma ad una condizione. Una nuova norma approvata dal Consiglio regionale del Veneto prevede infatti accessi privilegiati ai servizi educativi per la prima infanzia e gli asili nido di competenza comunale per i bambini di famiglie che hanno la residenza in Veneto da almeno 15 anni, anche in modo non continuativo, o che lavorino nella nostra regione sempre da 15 anni. Questo territorio vedrà con la prossima definizione delle liste e soprattutto delle priorità la possibilità da parte delle coppie di veneti, anche magari di un solo genitore, poter avere priorità nell'accesso delle scuole appunto pubbliche e asili nido. 15 anni di residenza o 15 anni di lavoro, anche non continuativi, quindi anche i giovani che magari sono andati all'estero, hanno avuto esperienze fuori dalla nostra regione, quando ritornano avranno questa possibilità di avere una priorità quando avranno dei figli. Le opposizioni attaccano e parlano di discriminazione. Per Maurizio Conte, che con i colleghi della lista Tosi ha proposto la modifica, è solo un'opportunità. Ma questo diventerà un elemento uguale per tutti in Veneto che vuol dare una risposta soprattutto alle giovani coppie che vedono magari lavorare entrambi i genitori e che hanno bisogno anche di un supporto nei servizi come gli asili nido.